Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Natalia Ginzburg, storia di una voce. A cura di Valeria Parisi, voce narrante Elena Russo Arman, letture di Tony Servillo, Anna Bonaiuto e Lella Costa. Io non so ballare, lui sa. Non so scrivere a macchina, lui sa. Non so guidare l'automobile, se gli propongo di prendere anch'io la patente, non vuole, dice che tanto non ci riuscirei mai. Credo che gli piaccia che io dipenda per tanti aspetti da lui. Io non so cantare, lui sa. È un uomo che riesce a fare nello stesso momento molte cose. Fa il professore e credo che lo faccia bene. Avrebbe potuto fare molti mestieri, ma non rimpiange nessuno dei mestieri che non ha fatto. Io non avrei potuto fare che un mestiere solo, il mestiere che ho scelto e che faccio quasi dall'infanzia. Neanche io non rimpiango nessuno dei mestieri che non ho fatto, ma io tanto non avrei saputo farne nessuno. Io scrivo dei racconti. Una donna con la vita addosso, gli occhi scuri aperti sul mondo dentro la storia. Una donna che ha sofferto il fascismo, il confino, le persecuzioni razziali, la morte delle persone care. La memoria del passato che resta grazie alla scrittura. Ma la sua non è una voce tragica. Scrive la nipote Elisa. La leggerezza brillava nei suoi occhi nonostante i modi spesso rigidi e sempre sobri e austeri. Era una leggerezza che i fatti avevano soffocato e di cui tuttavia lei conservava una memoria lieta, piena di gratitudine. Pierpaolo Pasolini le chiese di interpretare Maria di Betania nel Vangelo secondo Matteo. Oriana Fallaci ne descrive il volto maschile, doloroso, quasi tagliato nel legno, in una storica intervista del 1963 ne Gli antipatici. È proprio l'anno in cui Natalia Ginzburg vince il premio Strega per Lessico familiare, il romanzo che più di ogni altro la identifica. Quando ho cominciato a enumerare queste frasi mi sono accorta che c'era dietro tutto un mondo, che c'era dietro la mia infanzia, la mia vita, e così mi si è moltiplicato in mano. Era vera Natalia, era pudica. Ce ne parlano i suoi figli, Carlo, Alessandra, Andrea. Quale virtù mi ha insegnato mia madre? Direi l'amore per la verità. Il senso della responsabilità, e il non attaccamento al denaro e il rispetto per la libertà altrui. Aveva molto a cuore dire cose che lei riteneva essere vere e quindi aveva implicitamente un rifiuto dell'ipocrisia, del girare attorno, del parlare d'altro, e andava direttamente al cuore del problema.